Presento il grande chef Stefano Besetto, che nonostante siano passati solo 2 anni è già un po' come se non fosse più, insomma. In sala lo ricordano appunto come chef, poi come dire, appare e c'è ancora, sono giovanissimo tra l'altro, adesso stiamo chiaramente scherzando, però insomma devo dire che viene già celebrato come un grande chef. In effetti sono reduce in questo momento, visto che siamo anche in diretta, quindi alla buon'ora di mattina, quindi a colazione, quindi reduce da questa bella esperienza gastronomica nel ristorante che possiamo dire si chiama 1905, che è l'anno di nascita della struttura, del primo ristorante, della prima osteria dei bisnonni di Edoardo, il nostro attuale titolare, la famiglia Marini. Ecco, della famiglia Marini. Quindi nasceva il ristorante 1905 in questo edificio che esiste ancora, poi come dire si sono allargati, ecco, detto sinceramente, e la di Morette è appunto questo albergo di 4 stelle che io già considero il secondo al mondo tra i più belli, interessanti, perché non è facile, ecco, quindi realizzare 4 stelle con tutte queste cose che devono funzionare, il bar, la colazione, il giardino, i cocktail, e poi c'è la spa, c'è la piscina, ci sono i trattamenti, c'è chiaramente il ristorante appunto gourmet, poi c'è quello del buon ricordo che è il Fogolar, il ristorante della tradizione. Ecco, ci sono un po' tutte queste cose, chiaramente lo chef deve supervisionare, non è che si occupa solo del gourmet, ecco, anche se tendenzialmente chiaramente ci mette molta passione, insomma, il gourmet porta via molte energie, ma in realtà c'è questo insomma compito di supervisionare tutto. E numero 2, perché il numero 1 è il Tresoma d'Annecy. Purtroppo lì non ci possiamo fare niente, anche perché lì sono sul lago, quindi c'è una spa esterna molto estiva che si usa poi anche d'inverno, perché poi con le spa è bello uscire dall'albergo, prendere freddo e poi dopo tuffarsi in sauna, ecco, quindi è proprio un effetto legato, quindi non è un problema, ecco, quindi, cosa che qui chiaramente non è possibile a Udine, diciamo a Udine Nord, quindi nella parte nord di questa città che ha 200.000 abitanti, ecco, quindi non è Bologna, non è Forlì, però un po' Forlì, Cesena messi assieme, attaccate. Noi invece in Romagna, dire, la via Emilia che separa le due località non ce l'abbiamo, ecco, diciamo che c'è molta campagna tra Forlì e Cesena, qui invece diciamo è tutto unito. Tra l'altro è una delle poche città, visto che qui si parla anche molto di green, no? Avete pannelli fotovoltaici, eccetera, eccetera, quindi diciamo che Udine è una di quelle città dove ancora si può fare rifornimento di metano, quindi viaggiare senza inquinare a un prezzo chiaramente conveniente, perché ormai abbiamo dei prezzi veramente incredibili, che è un po' quasi come viaggiare elettrico, insomma, spendi di più che andare a benzina, cioè costi veramente incredibili, e quindi qui a Udine, praticamente i prezzi di Udine, ancora possibile con 1,599 proprio in questi minuti. Io penso che la cosa non possa durare più di tanto, però ve la segnaliamo, quindi è una cosa importante anche questa, insomma, l'attenzione chiaramente a proteggere il nostro pianeta. In questo senso cosa fate? Noi abbiamo una certa cura e un rispetto per il nostro territorio e le nostre tradizioni, quindi come ha detto lei, da tutta la parete a sud della nostra struttura rivestita con pannelli fotovoltaici, quindi per cercare di ottimizzare un po' l'energia che ci dà il sole. E dalla parte ristorativa, di cui quella che mi posso occupare, diciamo, è dare valore un po' ai piccoli artigiani, cercare di riproporre le tradizioni, riproporre un po' quello che si faceva un tempo, andare alla ricerca dei piccoli produttori che fanno questi prodotti nicchia, dare il loro valore e poter mantenere, per far sì che possano continuare a produrre questi prodotti di un tempo. Il nostro territorio è un territorio che è ricco di fauna e di flora soprattutto, quindi è la regione con la più grande quantità di questo, e quindi va sfruttata, e cerchiamo di utilizzarla nel limite del possibile, quindi facciamo molta ricerca di
di erbe, di tutto quello che è il selvatico in base alla stagione, in base ai luoghi in cui andiamo, e questo per noi è comunque cercare di fare un bene per il nostro pianeta, per la nostra terra, per la nostra cultura friulana soprattutto. Quindi ci sono delle collaborazioni anche con piccoli artigiani, quindi noi portiamo lo scarto delle verdure, dopo, oltre a fare brodi, fondi, quello che avanza ancora, lo diamo ai piccoli produttori di uova piuttosto che di galline, che di conigli, perché così almeno abbiamo sappiamo che gli animali hanno un tipo di alimentazione importante, fatta solo con prodotti vegetali, quindi senza mangimi, ed è una piccola collaborazione che comunque anche quello è un qualcosa che aiuta a dare una mano al nostro territorio. Questo tra l'altro mi fa ritornare in mente che io 2 anni fa, nel primo anno di Covid, ero di passaggio qui, sia l'andata che il ritorno, verso la Slovenia, dove erano appena state annunciate le stelle Michelin, ed era l'unico paese dove si poteva andare all'estero, tra l'altro. Ecco, mi ricordo che c'era anche un riconoscimento, quindi c'è stato un concorso, una rivista che ha fatto una sorta di classifica di questi posti, no? Un premio per Green, ristorante Green in Italia, per quello che stiamo facendo, per l'utilizzo delle farine fatte con la corteccia, quindi le farine che si usavano un tempo, quindi facciamo il pane con la farina ottenuta dalle ghiande, dai licheni, dalle bucce di patate che sarebbero comunque uno scarto e che utilizziamo per fare poi il pane. Oltre che portare avanti, come l'ho detto prima, tutte quelle tradizioni che si stanno perdendo e valorizzando soprattutto i presidi anche slow food del nostro territorio. Quindi a ogni periodo dell'anno utilizziamo sempre dei presidi slow food nel nostro menù, naturalmente rivisti con le tecniche attuali, senza andare a stravolgere molto l'ingrediente, ma avendo sempre una parte acida, una parte croccante, quindi deve essere anche comunque un divertimento per il palato del nostro commensale. Ogni piatto viene spiegato dal cuoco, quindi i piatti escono, il cuoco spiega la storia che c'è dietro questo piatto. Sono poi i cucinieri, ecco, attenzione, perché il cuoco è una cosa, lo chef è un'altra, quindi arrivano questi ragazzi giovani, scalpitanti, come avevo già visto al Piccolo Lago, poi sono cuochi che poi nei prossimi anni magari ce li troviamo da qualche altra parte. Sicuramente. Ecco, quindi potrebbero superare anche il maestro, perché il bello del maestro è proprio avere, come dire, degli allievi che veramente hanno imparato bene, se lo chef chiaramente ha comunicato. Poi bisogna calcolare che se abbiamo una brigata di 8 ragazzi e la media è 23 anni, quindi hanno tutto il futuro davanti, saranno sicuramente un paio di loro diventeranno grandi cuochi, e quindi è l'importante che portino avanti le tradizioni che stanno imparando, l'utilizzo dei prodotti, la conoscenza dei prodotti del Friuli, perché se non lo facciamo andiamo a dimenticare tutto quello che ci faceva un tempo, quindi continuiamo a far produrre, anche se noi non utilizziamo questi prodotti non ci sarà più la produzione, quindi andiamo, ci ricorderemo forse solo per il nome di questi prodotti, ma non a livello gustativo. Quindi basello come sacco come basello, vedete un po' voi, cosa molto interessante proprio perché poi, come dire, questi giovani sono motivati e soprattutto si aggiungono al servizio in sala, perché ovviamente il maître non è che può fare i miracoli. Ecco, diciamo che con le portate, se vogliamo escludere magari l'Amus che come dire, non ha bisogno poi di tutte queste presentazioni, quindi ogni piatto, la pasta o le paste, piuttosto che il piatto principale. Sono 6 portate salate e 2 dolci, e più i biscotti finali, quindi tutti i piatti, a parte l'aperitivo, vengono spiegati dal singolo cuoco che lo prepara e poi lo va a spiegare. Questo è perché se lo sente proprio suo, sa cosa c'è dietro. Ma infatti io mi chiedevo se lo chef c'era ancora, no? Tipo, magari non ho saputo, le ultime notizie non sono aggiornate, invece poi diciamo a fine serata lo chef è apparso, lui appunto è Stefano Basello, che nel frattempo, tra l'altro in questi 2 anni in cui ci siamo sempre sentiti, io praticamente me ne sono andato, sembrava dovessi tornare la settimana dopo, tanto mi ero trovato bene, e invece sono passati quasi 2 anni, perché era poi settembre, se non ricordo male, insomma, per qualche settimana, insomma, poco meno, e quindi ecco, c'è stato un documentario, quindi c'è stato un film in un certo senso.
Diciamo che del nostro lavoro sulle farine di corteccia, su queste farine, ne è venuto a sapere questo regista Svan Bergman, il regista svizzero che ha lavorato con grandi personaggi ed è molto appassionato della parte green del territorio, e quindi ci siamo conosciuti ed ha voluto girare un documentario sul lavoro che facciamo sulle farine di corteccia, e quindi sul pane, il pancore. Pancore in friulano vorrebbe dire panettiere, ma l'abbiamo trasformato in un pane fatto col cuore, perché core vuol dire cuore in friulano, quindi un pane fatto col cuore, con grandi sacrifici, perché recuperare tutte queste cortecce è un lavoro immenso, e quindi abbiamo girato questo piccolo documentario che grazie anche poi al lavoro del signor Edoardo, il nostro titolare, siamo riusciti a presentarlo qui al cinema a Udine, e quindi ci ha dato una grande soddisfazione per tutto quello che è stato fatto per questo pane, che voleva un po' non far dimenticare Baia, questa grande tempesta che è avvenuta nel 2018 ad ottobre, e quindi questo pane è un ricordo di quello che è stato, ma è un simbolo anche del nostro Friuli. Infatti adesso lo stiamo portando nelle Marche, perché ce l'ha chiesto un ristorante delle Marche, da ottobre partirà, sarà... ristorante gastronomico? No, un ristorante sul mare, un ristorante, però comunque Spiace, dove avere... dove siamo, andiamo a trovare? A Fermo. A Fermo, quindi siamo a parte sud. Esatto. Poi Fermo Mare, di la zona San Giorgio, San Giorgio, dove San Giorgio. sono arrivate località, sono stati 2 casi in Italia, dalle parti di Nola, in Campania, e appunto lì nella regione Marche, Porto San Giorgio, il caso di 2 ristoranti che hanno preso la stella nell'ultima edizione 2021 a distanza di pochi metri, pochi chilometri. Sono casi, devo dire, unici ma molto interessanti, perché poi nelle grandi città non si va in là di una stella Michelin, no? A Milano piuttosto che a Roma, anzi in certi casi neppure nulla, ecco, per capire poi come vanno le cose. Ecco. Bene, e quindi un piatto su tutti che io, come dire, già indicherei come nuovo piatto del buon ricordo, perché chiaramente la storia va avanti, anche i piatti del buon ricordo si adeguano, tra l'altro sono passati un po' tutti 3 stelle Michelin in Italia dal piatto del buon ricordo, e quindi perché no questo, lo vogliamo chiamare spaghettone? Come lo vogliamo chiamare? È uno spaghetto che ha i profumi dello Zoncolan. Lo Zoncolan è questa nostra mitica montagna, che è conosciuta soprattutto per l'arrivo del Giro d'Italia. È una montagna dove noi facciamo molta raccolta l'arrivo sì, di una tappa. Ma cos'è? Arriva al confine con la Slovenia? No, è verso la Carnia, quindi verso la zona nord del Friuli, è rinomata perché è una delle salite più dure d'Europa, dove sono arrivati varie tappe, vari anni è arrivato il Giro d'Italia su questa montagna, ha 2 versanti, uno è più duro, uno un po' meno. Noi su questa montagna facciamo molta raccolta sia di cortecce che di erbe, e in più su c'è un nostro amico che è una malga Postò, dove si fa un presidio slow food, che è il ciuccio di monte, questo formaggio che si fa solamente nel periodo estivo, quando le mucche sono su al pascolo. Quindi abbiamo voluto dedicare uno spaghetto a questa montagna. Quindi lo spaghetto è cotto in un brodo fatto con vino, raccolto da una signora di 80 anni che è sullo Zoncolan, quindi sfalciato a mano, messo ad essiccare di giorno, portato dentro in stalla la sera e riportato fuori il giorno dopo. Quindi un'essiccatura fatta con molta cura. Quindi lo spaghetto, una volta cotto in questo brodo, viene mantecato con un burro affumicato a ricordare il fumo che esce dalle malghe, dove si affumica la ricotta affumicata. Viene completato poi con un olio all'aglio vettoriale che raccogliamo metà via sullo Zoncolan sempre, e a completare la parte balsamica è data da una polvere di licheni e delle briciole di pane di licheni. Viene completato con una crema di nocciole che è alla base del piatto. In questo piatto poi vengono attivati tutti i sensi, anche l'udito, perché vengono servite delle cuffie dove si possono sentire i rumori, i suoni più che i rumori, campanacci delle mucche durante la camminata, quindi il cinguettio degli uccelli, il campanaccio, lo scorrere dell'acqua, il vento. E quindi si è immersi totalmente in questa camminata virtuale sul nostro Zoncolan.
Bene, bene, bene. Quindi, no, bella idea questa, tra l'altro, delle cuffiette Moschito 1905, che continuano anche proprio come colonna sonora del piatto, nel senso che l'audio esce comunque da queste cuffiette, che sono chiaramente state settate in maniera che chiaramente non si fermi questa sorta di musica, perché effettivamente è un suono piacevolissimo, un po' dove ancora esistono dei grandi ristoranti dove si va appositamente. Me ne viene in mente uno in un posto della Svizzera al confine con lo Jura Bourgogne francese, che si chiama Le Noirmont, che molto ovviamente diventerà un nuovo 3 stelle Michelin anche grazie a questa location, che tra l'altro è in una zona dove si può arrivare in treno, quindi è un ristorante, la Maison Wenger, che è praticamente un albergo presso la stazione di Le Noirmont, che tra l'altro ha operato durante tutto il periodo Covid, quindi con questo servizio in Svizzera sono riusciti come dire, a non fermarsi, praticamente sono sempre andati avanti e molto probabilmente con l'uscita della guida Michelin in Svizzera ci sarà molto probabilmente una sorpresa di questo tipo, visto che il ristorante è tornato a 2 stelle con la nuova gestione del 02, quindi aveva fatto un grosso exploit e siamo in attesa, ecco, di questa guida Michelin, visto che l'edizione 2022 non è uscita e si passa evidentemente direttamente alla 2023, quindi come dire, i ristoranti lontani da ogni dove come Michel Brass in Francia esistono ancora, ecco, quindi, oppure si va e si prendono queste cose e si portano qui a nord di Udine, ma questo era un piatto, ecco, lo spaghetto, ecco, quindi che diventa, visto che la pasta è poco conosciuta all'estero, io ho notato, c'erano dei signori di lingua tedesca, hanno molto apprezzato questo piatto, ma l'hanno preso un po' come, secondo me, come una cosa stravagante, ecco, quindi hanno arrotolato lo spaghettone, che ha dato uno spaghettone di un noto marchio che si chiama Benedetto Cavalieri. Ecco, Benedetto Cavalieri, e quindi devo dire che si fa prima mangiare, perché si mangia in un attimo, è talmente buono, che a raccontarlo. Ecco, fra le altre cose, vediamo cosa mi viene in mente. Beh, il predessert è un po' un formaggio, è un po' un anticipo del dolce, un po' l'uno e l'altro. Sì, abbiamo voluto valorizzare questo formaggio di capra che si fa nelle nostre Alpi orientali, quindi nella zona di Povoletto. È un formaggio di capra fatto con una tecnica francese, quella del brie, e quindi abbiamo voluto valorizzarlo perché è un formaggio fantastico. Quindi appena ce l'hanno fatto assaggiare abbiamo pensato a come potergli dare valore e l'abbiamo posizionato come pre-dessert, quindi anche perché la nostra zona friulana non è rinomata solo per i vini ma anche per i formaggi, e quindi è abbinato ad una fettola di cipolla posto in agrodolce con un profumo di anice. Il petalo poi viene riempito con una marmellata di rabarbaro fatta sempre dal nostro pasticcere e completato poi con una meringa bruciata, quindi tutti questi sentori che riescono ad abbinarsi molto bene a questo tipo di formaggio che ha una crosta leggermente chiamiamola croccante e la parte più fondente che c'è all'interno. Questo predolce del nostro menù racconti friulani. Niente male, perché di solito i pre-dessert giustamente devono essere un po' l'anticipo di un grande dessert magari fra qualche anno, quindi diciamo che ha un po' tutte le caratteristiche, a parte quella di sostituire il carrello di formaggi che in realtà alla fine non lo vedi arrivare, ma ti arriva attraverso i piatti. C'è una misticanza, ad esempio, che viene chiamata insalata così brutalmente nel titolo, proprio così per provocare, che ha una misticanza, sono delle erbe che raccogliamo sempre sulle nostre zone montane, quindi sono dalle 20-25 tipi di erbe, dipende un po' dalla stagione, dai momenti dell'anno, di questo periodo estivo, e ci sono divise nella parte alla base, ci sono le erbe amare condite con una salsa umami, al centro ci sono tutte le erbe aromatiche, quelle che hanno dei profumi, degli aromi, condite con solo dell'olio che è un del profumo friulano, e in cima ci sono le erbe dolci, queste erbe che hanno la caratteristica dolce, e la parte floreale, quindi i petali
dei fiori che riusciamo del cercoglio piuttosto che della malva. Alla base abbiamo un caprino, fatto sempre nelle Alpi orientali, e un olio ricavato dagli aghi del pino per una riduzione di funghi, quindi abbiamo la parte boschiva. In abbinamento diamo una focaccia fatta con parte delle erbe che serve a fare poi la scarpetta finale, e l'insalata non si mangia con una semplice forchetta ma con delle pinzette per poter assaporare a step i vari gusti dell'insalata. In effetti è un bel piatto, ecco, quindi che dà la possibilità anche di apprezzare questo formaggio già. Cos'è, un amuse questo? È già un antipasto. Il primo antipasto per l'entrata nel menù. Ecco, esatto, quindi poi con questa focaccia ben fatta, ben lievitata, che appunto è posizionata bene appunto nel suo piedistallo, giustamente, chiaramente. Io devo dire ho fatto un errore, ecco, poi me ne sono accorto, mi scuso, ho mangiato subito la focaccia, appena l'ho vista mi sono innamorato, infatti ho consigliato allo chef, la prossima volta magari me la nascondi, così provo queste erbe e scopro appunto il formaggio in fondo, e quindi chiaramente non avendo le posate necessarie, che sono solo queste pinzette, mi la vedo un po' dura con le pinzette mangiare il formaggio sinceramente, quindi diciamo che effettivamente insomma questo pane che è proprio, come dire, abbinato col piatto, ecco, nonostante poi arrivi una bella fetta di pane, no? Una bella lievitazione e le beurre, come dicono i francesi, no? Burro leggermente salato, burro della nostra zona carnica, è un burro che è fatto in alpeggio in questo periodo, che poi noi andiamo ad assalare e lo serviamo, dipende a che step arriviamo, con un piatto. Diciamo che ogni piatto ha un pane, se non c'è un pane c'è comunque un pan brioche o un pane con vari gusti, cioè può essere il pane di patata, di lichene o di corteccia, un pane che è comunque abbinato al piatto che il cliente andrà poi a mangiare. Quindi è il quinto piatto, se lo dovremmo proprio numerare, in realtà il pane viene abbinato a tutte queste, diciamo,